Sono venuti da tutti i paesi della CEE per darsi appuntamento a Venezia. Sono i rappresentanti di 50 regioni di Stati membri della Comunità Economica Europea e del Consiglio d'Europa. Il CRE, Consiglio delle Regioni d'Europa, istituito 2 anni fa, è riunito da questa mattina nelle sale apollinee del Teatro La Fenice. Si sta facendo il punto su quanto svolto in questo tempo. Le finalità del CRE sono l'organizzazione del dialogo, la concertazione e lo studio di azioni comuni delle regioni che fanno parte della CEE. Nell'epoca delle telecomunicazioni, del superamento delle frontiere, che ruolo possono avere le regioni? Carlo Bernini, presidente della Giunta Veneta. Se c'è un segno evidente di crescita democratica è questa possibilità di esercitare e di partecipare diritti civili a livello più vicino ai cittadini. In secondo luogo mi pare che oggi, poi in particolare nel nostro continente, le regioni stiano diventando un elemento costituente del processo integrativo europeo. E infine mi pare che di fronte anche alle prospettive di sviluppo economico, ma soprattutto tecnologico e scientifico, l'apporto delle regioni con le loro distinte storie, le loro identità culturali diverse sia un grande elemento di umanizzazione di questo processo di sviluppo e quindi una garanzia di pluralismo culturale. Questa mattina si è parlato dei rapporti con la Comunità Europea e del progetto di un Consiglio consultivo dei poteri locali e regionali, ma alle regioni d'Europa è affidato anche un ruolo importante nei rapporti internazionali. Livio Paladin, Ministro per gli Affari regionali. Stanno svolgendo in maniera sistematica le cosiddette attività di rilievo internazionale, le quali in molti casi portano alla conclusione di accordi informali, sulla base dei quali poi le singole regioni tengono comportamenti coerenti in vista della realizzazione di obiettivi di comune interesse. Sul banco della Presidenza il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Francesco Guidolin, il Presidente del CRE Edgar Faure e gli altri rappresentanti europei. Le conclusioni sono attese per domani.